Cari amici, ben ritrovati, buon Natale a tutti, felice anno che sta arrivando e finirà sicuramente in bellezza. Siamo qui a Resipio Decimo, siamo all'interno dell'ex teatro e siamo in compagnia di un componente dell'associazione collezionismo, Lino Baggio. Lino, raccontaci un attimino cosa abbiamo qui intorno. Vediamo tantissimi presepi, ma vediamo anche tanto collezionismo vero e proprio. Sì, noi siccome collezioniamo un po' di tutto, abbiamo messo assieme un po' di roba di Fausto Coppi, 100 anni della sua nascita. Ecco, sono tutti giornali sportivi dell'epoca, originali, oltre a quelli, dopo, abbiamo messo anche delle cartoline, delle cartoline che riguardano il periodo natalizio, quando che si facevano gli auguri per cartolina, che adesso non esistono più, e francobolli della natività. Noi, e in più tutti i presepi che siamo riusciti a trovare da persone della mia età, cioè oltre settantenni, e da bambini che fanno la terza, quarta elementare, che hanno portato le loro piccole cose. Lino, a proposito di bambini, tu prima di Tre Quinte eri orgogliosissimo perché dicevi scolareschi che vengono qui, sono contenti, vedono i loro lavori esposti e vanno via con un sorriso. Questa mattina sono venuti 60 bambini della scuola materna, sono rimasti proprio entusiasti a vedere tutte queste cose qui, anzi bisognava stare attenti un po' perché le mani andavano un po' dappertutto, ecco, ma belli, è una cosa veramente piacevole, veramente. E difatti noi di questi presepi qui ne metteremo due in comune. Uno dei due sarà di una bambina di quarta elementare che ha fatto il suo presepio e la porteremo in comune perché è veramente piacevole da vedersi. E saranno anche orgogliosi perché quest'anno vanno anche in televisione. Lino, Natale è passato, però gli orari per venire a visitare questo bellissimo presepe quali sono? Sono sabato e domenica dalla mattina alle 9 fino a mezzogiorno, dalle 2:30 fino alle 7 di sera. Sabato e domenica dopo l'Epifania, prima invece tutti i giorni dal giorno di Natale fino a Capodanno. Perfetto Lino, ti ringraziamo, ti auguriamo anche a te un felice fine e un buon inizio, auguriamo anche ai telespettatori altrettanto e ci vediamo alla prossima puntata, ricordandoci che dovete venire a visitare qui a Resipio Decimo il presepe, la rassegna dei presepi dell'associazione del collezionismo. Grazie mille a tutti e alla prossima. Yet for all